Donna perde il controllo dell'auto, a Conegliano la vettura si ribalta e finisce sopra il pozzetto dove sta lavorando un operaio a bordo strada. L'uomo di 54 anni schiacciato è gravissimo, sfiorati i colleghi a poca distanza. Un ottantenne colto da malore alla guida della sua vettura investe una coetanea in bicicletta, drammatico incidente a Istrana, entrambi in ospedale, l'uomo grave. Raffica di colpi a Mogliano, tra le aziende di via Torricelli e via Da Vinci, spariti tablet, denaro, orologi di valore, computer, la rabbia degli imprenditori. È rientrata oggi al lavoro dopo i 5 giorni di prognosi la giovane barista di Treviso aggredita in pieno giorno da un rapinatore. Spero di non rivederlo più, le sue parole. Gioielliere di Treviso fu narcotizzato dalla compagna e poi derubato. In 3 finiscono a processo a ben 11 anni dal fatto. L'Europa chiarisce la controversia tra Prosecco e Prosec. Da oggi niente più confusione tra denominazioni, soddisfazione dalla politica, più prudenti i consorzi. Nuova ondata di maltempo nelle prossime 48 ore in Veneto, temporali, nubifragi e raffiche di vento, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. Viabilità rivoluzionata a Treviso per l'arrivo della corsa con Radio DJ nel weekend. Il sindaco, evento straordinario ma la chiusura del mercato in piazzale Burchiellati sabato fa arrabbiare gli ambulanti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dicevamo la cronaca e l'incidente gravissimo che si è consumato nel pomeriggio nella zona di Conegliano, dove un'auto condotta da una donna cinquantenne ha travolto, schiacciandolo, un uomo che stava lavorando all'interno di un pozzetto. Sono stati sfiorati i colleghi che si trovavano a poca distanza, ma ci racconta tutto Daniela Sizia con le immagini di Nicoletta Rizzetto. L'operaio, 54 anni, stava lavorando all'interno di un pozzetto per effettuare un collegamento della fibra ottica a bordo strada. Ad un tratto è sopraggiunta, in prossimità di una curva, un'auto impazzita fuori controllo che ha travolto la recinzione di un'abitazione abbattendola. Il veicolo si è ribaltato finendo la corsa a ridosso di un pozzetto. All'interno di questo pozzetto, naturalmente segnalato, c'era un cantiere e c'era un operaio che è stato schiacciato dall'auto che era rivolta su un fianco. Accanto all'uomo alcuni colleghi che si sono salvati per miracolo. Sono stati proprio loro ad allertare immediatamente i soccorsi, poi assieme ad alcuni passanti hanno sollevato e spostato la vettura per permettere di assistere il ferito. Sono stati attimi drammatici, il pozzetto infatti non era profondo. Diciamo che era a mezzo busto, quindi la macchina è andata a finire proprio sulla schiena dell'operaio. Una fatalità anche perché come si può vedere il pozzetto è al di fuori della carreggiata, quindi l'operaio era completamente fuori dalla strada, comunque il cantiere era segnalato e nonostante questo la macchina per una fatalità ha fermato la corsa proprio sopra l'operaio. È probabile che l'automobilista, una 54enne, sia stata colta da un malore ed abbia per questo motivo perso il controllo della vettura. La donna è stata portata all'ospedale di Conegliano, non sarebbe in pericolo di vita. In condizioni gravissime invece l'operaio che è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La strada che collega Conegliano e Vittorio Veneto è rimasta chiusa per 2 ore per permettere i soccorsi ed i rilievi della polizia locale. Rimaniamo sulle strade della Marca per un altro gravissimo incidente, questa volta a Istrana. Si è sentito male mentre alla guida della sua auto stava percorrendo la regionale 53. Un ottantenne di Istrana ha perso il controllo della macchina ed ha travolto una coetanea che stava transitando nella stessa direzione in sella alla sua bici. L'uomo, in preda ad un malore, non ha fermato la macchina ma ha continuato la corsa. È stato bloccato in stato di shock da una pattuglia di militari della locale stazione Carabinieri che si trovava in transito ed ha assistito all'investimento. L'automobilista è stato prima accudito dai carabinieri e poi affidato alle cure dei sanitari del suo M118 che ne hanno constatato le gravi condizioni, rendendo necessario il suo trasporto in elisoccorso presso l'ospedale di Treviso. L'anziana investita ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stata ospedalizzata, ma allo stato non sarebbe in pericolo di vita.
La piaga dei furti, c'è stata una raffica di colpi nella zona di Mogliano Veneto tra le aziende di via Torricelli e via Da Vinci. Sono spariti tablet, denaro, orologi di valore, addirittura computer, e c'è la rabbia degli imprenditori. Queste le hanno sventrate da fuori e con una mano sono entrati da qui, hanno tolto. C'era questa sbarra fra le maniglie, hanno alzato questo, sempre da fuori perché si passa con una mano, e poi hanno aperto. Probabilmente una persona ha fatto irruzione alla Class, azienda che commercializza prodotti per parrucchieri. Ha fatto razzia passando la merce a complici che si trovavano all'esterno della ditta. Un colpo lampo è rimasto dentro un paio di minuti. Sono andati in ufficio a prendere direttamente da un cassetto delle chiavi di un sgabuzzino che abbiamo di sopra, dove c'erano dei soldi e degli assegni dei clienti, più degli effetti personali, orologi, borse, eccetera, eccetera. Portato via tutto. Sconsolato il titolare che ci racconta del furto messo a segno. L'allarme è scattato ed il titolare si è precipitato. Siamo arrivati in 8 minuti da casa, qua c'erano già i carabinieri, hanno aspettato che noi aprissimo, ovviamente c'era il fumo perché hanno mandato il fumogeno e abbiamo aspettato che si arieggiasse perché era irrespirabile. Effetti personali di valore, poi i malviventi si sono nascosti in quest'angolo poco lontano per fare una cernita della merce da portare via. Stamattina abbiamo tirato su tutti grossi. Io dici che ha messo qua in pace, nessuno li ha disturbati. 4 i colpi messi a segno tra via Torricelli e via Da Vinci, scassinati cancelli, porte d'ingresso e arraffato di tutto, denaro, effetti personali, tablet, computer e attrezzature, danni da quantificare. In questa azienda hanno tentato di entrare ed avevano già subito i titolari un furto solo una ventina di giorni fa. Per la seconda volta dopo 20 giorni sono venuti a rubare, ecco. Fortunatamente da noi non hanno portato via grandi cose, comunque causano sempre danni e quant'altro sulle nostre porte, ingressi, recinzioni e quant'altro. La rabbia di questo imprenditore. Non sappiamo più cosa fare, ecco, più di mettere allarmi, stare qua il più possibile e tutto quanto, non so, i copparemo, ecco, detto proprio terra terra. In via Da Vinci i malviventi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza, le indagini dei carabinieri per risalire agli autori di questo raid. E ritorniamo anche sulla tentata rapina che c'è stata la scorsa settimana a Treviso, in via Castello d'Amore, proprio davanti il comando della polizia locale di Treviso, perché è rientrata oggi al lavoro dopo 5 giorni a casa, così l'aveva consigliato la prognosi in pronto soccorso, la barista aggredita che dice: spero di non vedere più il mio aggressore. Queste le sue parole. L'unica cosa appunto è che mi auguro di non rivederlo più, che non si ripresenti più. Immagino anche che il tuo appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine sia di tenerlo lontano. Esatto, sì, quello sì, sicuramente è quello che mi auguro ogni giorno, sì. È tornata dietro al bancone del Civico 19 Sara, la barista di 24 anni aggredita giovedì scorso in una tentata rapina da un 52enne italiano identificato successivamente e denunciato. È mezzogiorno e mezzo quando l'uomo, dopo aver fatto colazione ed essere rimasto l'unico avventore all'interno del locale, si avvicina alla cassa intimando alla giovane di consegnargli il denaro. I toni si fanno sempre più minacciosi e Sara tenta di agguantare il cellulare per chiamare il proprio titolare. Si è un po' agitato, cercando di togliermi il telefono dalle mani, dicendomi che non dovevo peggiorare le cose e quindi da qua è andato un po' in escandescenza. Sara però non ha intenzione di subire e reagisce con coraggio. Io ho cercato di affrontarlo, sono riuscita a affrontarlo bene, finché sono riuscita a mandarlo fuori dalla porta, mi sono chiusa dentro e ho chiamato la polizia. E ti ha messo le mani addosso, ti ha strattonato? Sì, mi ha strattonato più volte, aveva anche un borsello con sé e che mi cercava di gettare in volto, insomma di buttare in volto
sono volate un po' di sberle e un po' di calci. Mentre sul posto arrivano le volanti, Sara viene portata al pronto soccorso con dolori al collo e alla schiena. Fortunatamente nessuna lesione, 5 i giorni di prognosi. Nelle scorse ore il rientro al lavoro e l'abbraccio con i clienti. Nulla però sarà come prima. Adesso un po' mi chiedono come sto, se è tornato tutto normale. Chiaramente sempre col sorriso, però l'occhio in più che guarda appunto i clienti quello c'è, o comunque i movimenti, quello non resta. È un po' più attento rispetto a prima. Se già prima era attento, adesso ancora di più. Entriamo adesso in tribunale a Treviso per la storia di un gioielliere trevigiano, pensate, narcotizzato dalla compagna e poi derubato. A processo sono finiti in 3, ma ben dopo 11 anni dal fatto. Una bevanda preparata probabilmente come ogni sera dalla compagna di 30 anni più giovane di lui. Peccato che la donna, con la quale aveva iniziato non da molto la relazione, ha pensato di mettere del sedativo dentro al bicchiere. Poi ha atteso che l'uomo, un gioielliere di San Zeno, si addormentasse ed è scattata la trappola. La donna, assieme a 2 parenti, si è impossessata del telecomando che azionava l'antifurto del negozio e delle chiavi della cassaforte. Poi avrebbe arraffato gioielli per un valore di 30.000 euro. Ad accorgersi di quanto accaduto all'uomo, una volta rientrato in negozio, aprendo la cassaforte. La porta dell'ingresso e della cassaforte erano regolarmente chiuse. Da qui i primi sospetti verso la donna. Le indagini hanno poi portato a lei e ai 2 complici, uno dei quali tuttora irreperibile. I fatti sono avvenuti nel 2013. Il processo, iniziato 11 anni dopo, è stato aggiornato a giugno prossimo. L'attualità dopo la cronaca, con una vicenda che ha popolato per anni le pagine dei giornali e i nostri telegiornali, perché è stata pubblicata questa mattina in Gazzetta Ufficiale Europea la norma sulle indicazioni geografiche che limita fortemente l'utilizzo di nomi o termini che possono confondere i consumatori. Una legge che dovrebbe spegnere definitivamente la controversia tra Prosecco e Prošek, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. L'Unione Europea ha deciso, d'ora in poi nessuno potrà utilizzare il termine Prosecco come menzione tradizionale anche se declinata in lingue diverse dall'italiano. A stabilirlo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento sulle indicazioni geografiche che appunto limita fortemente l'uso ingannevole di nomi che possono evocare prodotti in altri luoghi o altre nazioni. Una norma nata sulla disputa tra Italia e Croazia del termine Prošek che risale al 2021, quando lo Stato balcanico chiese all'Europa di annoverare uno dei suoi vini bianchi tra quelli da fregiare con la menzione tradizionale tipica. Vino liquoroso che però ha un nome troppo simile al Prosecco, difeso tra privati da un importante ufficio legale in tutto il mondo che ha fatto battere in ritirata importanti multinazionali che avevano cercato anche solo di abbinarlo a delle patatine o a distribuirlo in lattina. Ma qui la controversia è tra nazioni dell'Unione Europea, chiamata per questo a decidere in merito. Così da oggi il Prosecco è solo prodotto dal Veneto e dal Friuli, mentre continua la battaglia su altri fronti, primo tra tutti quello con il Prosecco prodotto da tanti pronipoti di veneti emigrati in Australia. Soddisfazione dunque da parte dei consorzi a partire dalla DOCG del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene, che tra l'altro domani rinnoverà il proprio direttivo. Questa è una decisione molto importante di cui siamo molto soddisfatti, è una decisione che arriva dopo un lavoro che è stato fatto in sinergia anche con i 3 consorzi che Conegliano Valdobbiadene ovviamente ha dato la sua parte in maniera considerevole per lo sforzo che c'è stato anche di tutti gli studi legali, ma non solo, anche di tutto il comparto del mondo vinicolo e vitivinicolo italiano che si è unito alla nostra causa. Quindi caso chiuso? Secondo il consorzio Prosecco Doc non proprio, perché la norma vieta sì la confusione dei termini, ma da oggi in poi, e sul testo non è stabilito nulla invece sul progresso, quindi al momento la legge non avrebbe validità retroattiva. Per questo, come ci ha detto il presidente Zanetti, parafrasando una celebre frase di Trapattoni, non dire Prošek finché non l'hai nel sacco.
Quindi caso chiuso fino a prova contraria, come ci suggerisce il nostro Lucio Zanato. E voltiamo ancora una volta pagina, perché è stata presentata oggi a Treviso la seconda edizione del corso di formazione sull'intervento di post-vention d'emergenza per supportare i familiari di vittime di morti violente, ma anche per prevenire i suicidi. Queste morti improvvise creano una grande precarietà nella vita dei sopravvissuti e soprattutto è una precarietà che è a 360 gradi. Vittime di suicidi, omicidi, incidenti stradali, morti violente che lasciano in familiari, in amici, nei sopravvissuti, insomma ferite profonde. Nasce da qui il servizio di post-vention d'emergenza avviato a Treviso nel 2021 e pronto ad arrivare anche nel territorio di Pieve di Soligo. Per dare ovviamente un aiuto alla famiglia, agli amici delle persone che hanno avuto una morte improvvisa a causa suicidio oppure incidenza stradale oppure omicidio, ma anche per prevenire i gesti suicidari. Supportare chi sopravvive, ma anche intervenire nella fase di prevenzione dei suicidi, 84 quelli registrati nella Marca nel 2023. Su 100 suicidi solo il 20% soffre di un disturbo mentale. Tutti gli altri si trovano di fronte a una situazione di trappola. Solitudine e disperazione accomuna chi tenta il suicidio. L'anno scorso sono stati 27 gli accessi al pronto soccorso di persone che avevano manifestato la volontà di togliersi la vita, 172 invece i casi di autolesionismo. I più fragili, questi sono dei dati nazionali, sono la fascia d'età tra i 25 e i 29 anni. Il tasso di suicidi è più alto negli uomini, meno nelle donne, perché le donne invece sono quelle che hanno più ideazione suicidaria o autolesionismo. L'uomo è quello che arriva di più all'atto compiuto. Dal 23 settembre partiranno i corsi di formazione dei volontari che formeranno un team di professionisti esperti di varie aree professionali in grado di intervenire in tempi brevi sul luogo dell'evento o in fase di prevenzione in presenza di segnali di disagio. Noi non siamo superuomini, non siamo angeli, noi non salviamo nessuno, noi diamo una mano alle persone perché possano uscire dal tunnel della disperazione. Negli anni l'equipe multidisciplinare ha affiancato anche un uomo resosi responsabile di omicidio stradale. Se vogliamo ricostruire una società, la società si ricostruisce a partire dalle vittime ma anche dagli autori di reato. Rimaniamo in ambito sanitario per un tema di grandissimo interesse, perché la Regione del Veneto ha dettato le regole per il rimborso da parte dell'ULSS delle prestazioni mediche private che i cittadini sono costretti a pagare a causa delle lunghe liste d'attesa. Lui si risponde, come direbbe, obbedisco. Questa è la risposta dell'ULSS Trevigiana ai chiarimenti diffusi dalla Regione su una legge dello Stato che ha 26 anni ma che nessuno ha finora mai applicato. La norma dice testualmente: se un cittadino non ottiene dal Servizio Sanitario Nazionale una visita nei tempi prestabiliti dalla prescrizione assegnata ed è costretto a rivolgersi al privato, lo stesso Servizio Sanitario deve rimborsare quella prestazione. Ma attenzione, con regole ben precise. La prima è che una volta trascorso il tempo limite il cittadino deve presentare richiesta non però in cliniche esterne o private, ma con medici che operano in libera professione. Quindi vuol dire i nostri medici che fanno questa attività dentro l'ospedale, non quelli fuori, ecco, solo all'interno dell'ospedale. Alla richiesta siano allegati l'impegnativa e il promemoria rilasciato dal CUP, dove si attesta tra l'altro la data di appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità assegnata. E per essere ancora più chiaro, il direttore concludendo sottolinea: il cittadino non deve uscire, non deve arrivare con una fattura da fuori, perché non può essere pagata. In poche parole, il cittadino che dice ho aspettato più di 10 giorni, faccio formale richiesta al CUP, il CUP la gira, dice ok, è vero, il cittadino doveva farlo 10 giorni fa. Lo presenta a noi attiviamo il nostro professionista all'interno, può essere un cardiologo, l'oculista, il dermatologo, e gli diciamo in libera professione lui deve fare questa prestazione per il cittadino immediatamente dopo che noi abbiamo ricevuto dal CUP questo. Chiaramente se il costo della prestazione sarà a carico dell'ULSS, il cittadino non deve pagare niente, noi ovviamente a questa prestazione leveremo il ticket nel caso sia dovuto.
Queste dunque le indicazioni del direttore generale Benazzi. E c'è una nuova ondata di maltempo in arrivo su tutto il Veneto. Domani precipitazioni diffuse dalla mattinata, anche con rovesci e locali temporali, in particolare tra il pomeriggio e la sera tra Prealpi e Pianura. Sono previsti quantitativi di pioggia da consistenti ad abbondanti, con probabili forti rovesci anche ripetuti. Dopodomani i fenomeni saranno più irregolari, con fasi a tratti ancora instabili e perturbate, associate a rovesci e temporali sparsi anche insistenti. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso che dalle 8 di domani alla mezzanotte di venerdì 17 maggio dichiara lo stato di attenzione, quindi giallo, per criticità idrogeologica nei bacini Piave, Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Monti Lessini, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna. È stato inoltre dichiarato lo stato di attenzione, anche qui giallo, per criticità idrogeologica per temporali, caratterizzata da fenomeni intensi in rapida evoluzione in tutti i bacini tranne quello dell'Alto Piave bellunese. Dunque una nuova allerta meteo sul Veneto da qui alle prossime 48 ore. E sono attese decine di migliaia di persone nel weekend, quindi dovrebbe esserci bel tempo a Treviso per la DJ10, la corsa, la maratona di Radio DJ, un importante evento a livello nazionale. Questo richiederà una rivoluzione viaria in città, con il sindaco Mario Conte che parla appunto di un grande evento, ma appunto ci sono delle indicazioni. C'è una rivoluzione viaria, è stato annullato tra l'altro anche il mercato di sabato in piazza Burchiellati. Ma sono 12.000 i partecipanti, abbiamo messo questo tetto limite con Radio DJ, però poi in realtà le richieste erano molto di più, però per questioni logistiche ci siamo fermati ai 12.000, quindi 12.000 partecipanti più tutti gli accompagnatori. Ci aspetta un weekend di sport, di festa, di cultura, perché ci saranno i musei aperti, e anche di commercio con la Notte Bianca. Sarà un fine settimana di grandi appuntamenti per Treviso, con la DJ10 che cambierà volto alla mobilità cittadina. Già nelle prossime ore scatteranno i primi divieti di sosta in piazzale Burchiellati, toccherà poi gradualmente a viale Burchiellati e piazza Matteotti. Tra sabato e domenica primo pomeriggio il centro sarà per buona parte off limits alle auto. Diciamo che questo grande evento ci dà la possibilità di sperimentare alcune cose. Poi la pedonalizzazione, che è certamente un obiettivo che ci siamo posti, deve essere realizzata attraverso tanti passaggi, compresa la partecipazione dei nostri cittadini, quindi questa rimane una sperimentazione, però l'invito che faccio è quello di superare quelli che possono essere i disagi. Chiedo già scusa ai residenti perché qualche disagio, soprattutto sabato e domenica, certamente ci sarà, però se approfittiamo per vivere le emozioni di una città totalmente pedonalizzata, credo che possa essere una grande opportunità. Prefiltri di deviazione saranno attivati su tutti gli assi viari confluenti nel PUT, predisposto il piano dei parcheggi con bus a navetta ogni 10 minuti in accordo con MOM dai park di Via Castellana e Sant'Artemio. Tutte le info sono consultabili online. Sabato inoltre non si svolgerà il mercato cittadino. Non c'era la possibilità di far convivere le due, sia il DJ Village che il mercato, quindi purtroppo abbiamo fatto questa scelta. Decisione che, riferisce sempre Conte, era stata comunicata agli ambulanti. Li ringrazio per il sacrificio e per la pazienza, però credo che da questo punto di vista ne valga la pena, perché si parlerà di Treviso in chiave assolutamente positiva, all'insegna dello sport, della cultura, della bellezza. Ambulanti che però, come ci racconta Lucio Zanato, sono sul piede di guerra. Sì, però non è scritto neanche niente, che la gente stamattina la gente mi diceva ma vengo sabato. Ah, ecco, e poi la gente cosa dice? La gente è sconosciuta, cioè non sapeva niente. Che pensa di venire al mercato sabato? Bravo. Noi dicevamo che non si fa mercato, ma come mai? Ma non è stato avvertito da nessuno, cioè non hanno messo niente. Altro che tutti contenti per la DJ10 di sabato prossimo. Il sentimento al mercato di questa mattina era di tutt'altro genere. E non solo da parte dei clienti, ma soprattutto degli ambulanti sconsolati per la giornata di lavoro persa. Piuttosto che morire è meglio far festa. Beh, però e vedaga la giornata di novembre dopo. Guarda, non rispondo perché sennò dico qualcosa che non va bene per la giornata di novembre. Già, perché il recupero del sabato perso sarà a novembre, con un altro sabato però allungato. Novembre, io penso che se riesco ad andare fuori vado a casa.
perché non si fa niente, non sei un periodo da tenere qua un mercato fino a sera. Che non serve niente, che sia nebbia, che la gente non viene fuori, se me la dava magari, non so, luglio, agosto, settembre, c'era meglio, insomma, dai, però sappiamo quello che viene. Nel mirino sindaco, amministrazione comunale, ma anche associazione commercianti, tutti colpevoli, secondo gli ambulanti, di aver deciso tutto tra di loro senza consultare nessuno di chi il mercato lo fa tutte le settimane. Ma è tra le scarpe che si incontrano i venditori più arrabbiati, anche perché per altre manifestazioni le soluzioni adottate erano state ben diverse. A noi in modo particolare nella Piazza delle Scarpe hanno cercato di aggiustarci alla meglio come potevano fare e ci siamo sempre accomodati e accontentati. Non vedo per quale motivo, visto che viene occupata la piazza della frutta e verdura, che non si possa attuare lo stesso identico sistema. Ci hanno concesso a fine novembre che, viva Dio, è freddo, a una certa ora del pomeriggio è già scuro, non ha senso, quindi è meglio non fare niente a questo punto. Quindi voi dite, se ci levate via un sabato d'estate, di fine primavera, sarebbe meglio contraccambiare con un altro sabato importante prima dell'inizio dell'estate. E ci saranno anche tanti trevigiani sabato a Verona per l'arrivo di Papa Francesco in Veneto, il ritorno dopo la visita epocale straordinaria storica del 28 aprile scorso a Venezia, una giornata che vi trasmetteremo rigorosamente in diretta a partire dalle 7 del mattino. Le tappe di Papa Francesco le vedete scorrere sullo schermo, dallo stadio Bentegodi al carcere di Montorio, l'arena di Verona, un momento davvero suggestivo, gli sarà lanciato un messaggio per la pace, insomma saremo in diretta con tanti collegamenti a partire dalle 7 del mattino, davvero non mancate. È un evento atteso dalla città di Verona, come spiega anche il sindaco di Verona intervistato dal nostro Lorenzo Maier. La città non sarà bloccata, cioè sarà comunque vivibile, ma anche durante la visita del Papa. Mi auguro che si blocchi in ascolto di quanto avrà da dirci. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi così vede la visita di Papa Francesco atteso per sabato in città. Sarà sicuramente un fine settimana particolarmente intenso per lui e per la nostra città, che avrà tante occasioni per vedere, per sentire e ascoltare le sue parole. Tante le forze in campo messe anche dal Comune per l'organizzazione logistica. Sì, tante persone che si aspettano e anche lungo il tragitto, perché appunto si muoverà all'interno della città e quindi dobbiamo mettere in sicurezza quelle che sono non solo la parte viabilistica ma anche di affluenza a vedere, a salutare il suo passaggio. E da questo incontro con il Santo Padre, grazie a un impegno in sinergia tra diocesi e comune, rinascerà una scuola della pace permanente. Il ricordo di chi si è e della nostra storia è sempre per darci questo impegno a mantenere vivo questo nostro ruolo. Lo stesso Santo Padre nella lettera di incarico a Monsignor Pompili, quale vescovo della diocesi di Verona, ha definito Verona crocevia di popoli e di culture e questo crocevia ovviamente presuppone anche la creazione di questo spazio di dialogo di cui c'è sempre più bisogno. La felicità di avere questo evento organizzato in città. Sicuramente il fatto che sia in occasione dell'Arena di Pace dà un po' anche continuità a quella che è stata la nostra città negli anni precedenti, nella sua storia, dove ha costruito ambasciatori di pace che poi sono andati in tutto il mondo, e si è resa protagonista dell'Arena di Pace negli anni scorsi, e oggi riprendere da lì quel filo in questo momento storico in cui davvero c'è bisogno del cessate il fuoco è un grande orgoglio. Quindi la diretta di Antenna 3 a partire dalle 7 del mattino di sabato, e noi siamo pronti ad andare a Paese, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio, pronti dicevamo per andare a Paese e raccontarvi di un fine settimana speciale all'insegna dello sport, del rugby per il trofeo Visentin, con tanti piccoli campioni in erba. Dobbiamo migliorare ancora i passaggi e i placaggi, però sono andate bene queste partite. Il lavoro di squadra.
dobbiamo migliorare i passaggi e è importante divertirsi. Fare nuove amicizie anche con i bambini delle altre squadre, che è bello, sì. Gabriele, Diego e Alessandro raccontano meglio di chiunque altro le emozioni e i valori che si celano dietro la palla ovale, una passione e una tradizione, quella del rugby, che ha portato a paese circa 1200 atleti tra bimbe e bimbi per la 43esima edizione del Trofeo Visentin. Suddivisi in 16 campi da gioco, nessuno di loro si è risparmiato. Per il presidente veneto della federazione la migliore garanzia per il futuro. Devo dire che i club veneti stanno facendo un gran lavoro proprio per la crescita e la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, e quindi sono un presidente fortunato io, perché è una regione veramente molto produttiva a livello rugbyistico. Ma per coltivare l'eccellenza c'è bisogno del supporto di tutti, dal pubblico al privato. Per lo sport il sostegno delle aziende, dell'economia locale e nazionale è fondamentale. Il rapporto ad esempio che abbiamo con Alperia è un esempio chiarissimo di come un'azienda possa aiutare lo sport e i ragazzi appunto a realizzare il loro sogno. In particolare come Alperia abbiamo deciso di supportare questi giovani atleti che saranno i nostri uomini e donne del futuro. Si vede, sono tutti contenti, anche qui l'ambiente del rugby è proprio, ci si sente a casa, quindi siamo veramente contenti di essere qui, davvero. E poi c'è il terzo tempo. E poi c'è il terzo tempo che assolutamente è il plus di questo magnifico sport. Sport, il rugby italiano che sta vivendo una nuova primavera. Stiamo vincendo a livello internazionale, le nostre giovanili stanno andando bene, la squadra femminile continua a fare i suoi risultati, i club come questo hanno ripreso i numeri del pre-Covid, stanno crescendo, c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è felicità, e sta bene, il rugby italiano sta bene. E adesso andiamo a Belluno. La notizia di apertura fa già discutere. Gli archivi processuali del Vajont torneranno all'Aquila, mentre a Belluno rimarrà copia digitale. Questa è la risposta data dal Ministero della Cultura all'interrogazione presentata dai deputati del PD Rachele Scarpa e Piero Fassino, in cui si chiedeva di rendere definitivo il trasferimento del fondo di archivio processuale del disastro del Vajont nella sede dell'archivio di Belluno. Ne abbiamo parlato tantissime volte. Di una chiusura senza senso parla la stessa Scarpa. Il prezioso lavoro di digitalizzazione dell'archivio non può essere ragione di sottrazione della documentazione fisica dal luogo dove è avvenuta la tragedia. L'anno scorso era stato lo stesso presidente Mattarella, in occasione del 60° del Vajont, a ribadire la necessità di preservare la memoria. Appello, aggiunge Scarpa, inascoltato. Di sicuro di questa tematica torneremo a parlare e ne sentiremo ancora parlare. La cronaca, 4 aggressioni da parte dei detenuti negli ultimi 30 giorni alla casa circondariale di Baldenic. Il sindacato della Polizia Penitenziaria definisce la situazione inaccettabile, ma ci racconta tutto Stefano Bozzi. Attende il via libera dell'ora d'aria per colpire in pieno volto con un succo di frutta e successivamente con un calcio al fianco l'agente di polizia penitenziaria che gli aveva aperto la cella. Casa circondariale di Baldenic, un detenuto chiede di uscire all'aria aperta fuori dagli orari consentiti, permesso che gli viene negato e che causa il malumore che dopo poco sfocia nell'aggressione nei confronti di un secondino. È l'ennesimo atto di violenza, il quarto a onor del vero accaduto negli ultimi 30 giorni nella struttura penitenziaria del capoluogo. I sindacati sono sul piede di guerra. È inaccettabile perché gli eventi critici che si stanno verificando quasi esclusivamente a causa dell'accorpamento di 2 tipologie di detenuti all'interno di uno stesso blocco. Si tratta dei detenuti della sezione ordinaria e di quelli a trattamento intensificato che a Baldenic si trovano a condividere gli spazi comuni come docce, palestra e cortile. Per il sindacato è questa gestione ad essere foriera dell'aumento di tensione da cui scaturiscono gli episodi violenti, una fattispecie che non sarebbe congenita alla realtà carceraria, bensì dipendente da precise scelte della direzione, dalla quale, riporta sempre il sindacato
comunicato in una nota stampa, non arrivano che risposte attendiste e senza soluzioni, lasciando il personale di polizia in balia degli eventi. Se a ciò si aggiunge l'inadeguatezza dell'edificio centenario, vetusto e obsoleto, e una carenza cronica del 20% di personale tra le file delle forze dell'ordine, il risultato è un clima deleterio sia per i detenuti che per il personale in servizio, con l'evidente conseguenza di aumentare gli episodi violenti, di cui peraltro fu vittima anche la stessa direttrice della struttura proprio il mese scorso. Della situazione è stato informato anche il prefetto e i sindacati si dicono pronti allo stato di agitazione. Noi adesso aspettiamo delle risposte più precise e determinate. Nel caso non venissero ascoltate le nostre richieste, sicuramente metteremo in atto delle proteste. Adesso dovremo valutare anche con la segreteria regionale come procedere. Parliamo adesso sempre con Stefano Bozzi di Sanità in Montagna. Ci sono anche fortunatamente le buone notizie. Festeggiano gli abitanti della frazione di Castione a Belluno, dove dopo 2 anni di assenza ritorna in paese il medico di base. Dobbiamo rinforzare i servizi per rilanciare le frazioni. A ribadirlo è l'amministrazione di Palazzo Rosso, che festeggia il ritorno di un medico di base nella Pieve Castionese dopo 2 anni di fermo causa carenza di medici e costi di gestione dei locali troppo elevati. La soluzione è arrivata dalla parrocchia di Castion, che dopo aver ereditato lo stabile già sede dell'ambulatorio in passato ha scelto di offrirlo in comodato d'uso gratuito a un giovane medico neolaureato messo a disposizione dall'azienda sanitaria, che da ieri pomeriggio ha preso servizio. Ci siamo sentiti veramente presi in carico di dare una mano alla nostra gente e al suo bisogno, insomma, di avere anche un medico di base che ultimamente era venuto a mancare, e quindi c'era un grosso problema di dire come facciamo soprattutto le persone più fragili, gli anziani, che dovevano avere sempre una persona disponibile a spostarli e portarli dal medico. In mattinata a Palazzo Rosso la firma sull'accordo che sancisce la concessione dell'immobile di via Primo Maggio, almeno fino al completamento delle ristrutturazioni che il Comune intende avviare in un altro immobile, questo invece di sua proprietà, prospiciente la piazza cittadina e individuato come futura sede definitiva degli ambulatori. Ad oggi non esiste però né il progetto né la fonte di finanziamento, ma le intenzioni dell'amministrazione in compenso sono chiare: la creazione di un polo di medicina generale, perché solo così sarà possibile garantire un servizio duraturo e di qualità. L'idea dell'amministrazione è quella di pensare a una riqualificazione che si possa così fruire di più ambulatori, ma ricreare quel polo di medicina generale nella Pieve Castionese. Quindi questo è il futuro, è quello in cui stiamo lavorando. Per il momento credo che sia già una grande risposta avere un medico disponibile a venire lì e avere i locali disponibili gratuitamente. È davvero tutto, sia da Belluno che da Treviso. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.